Professor Bandino, per concludere, alla fine siamo riusciti a movimentare, potevate svegliarvi un po' prima, però penso che comunque rimanga a noi qualcosa, anche se non siamo intervenuti direttamente, gli stimoli sono stati tanti. La parola al professor Bandino per concludere, per rispondere alle domande, per fare un po' una sintesi di questa mattinata. Ma anch'io non credo che il vostro parziale silenzio sia da addebitare a disinteresse. Secondo me sì, c'è la difficoltà comunicativa, c'è anche per una mentalità tutta sarda che o intervengo per dire cose eccezionali oppure non intervengo, o tutto o nulla. Invece è sbagliato, bisogna sempre affrontare il rischio della parola, comunque venga, anche se viene nei termini di se ci sarebbe stato io gliel'avrei fatto vedere. Comunque, per rispondere ad alcune domande, ecco, una domanda pertinente è stata quella dell'industria. Com'è che noi, affrontando l'industrializzazione, non abbiamo fatto un legame, un legamento forte con la cultura globale? Come mai un'attività globalizzante come l'industria non ci ha permesso di inserirsi nel contesto della globalità più larga? Perché in Sardegna è venuta un'industria non pertinente al nostro locale. È venuta un'industria petrolchimica che era già marginale e che la Lombardia non ha più voluto perché era un'industria inquinante e ormai non più accettata dalle zone veramente industriali. Quindi a noi è venuta un'industria senza indotto e senza legame profondo con la realtà locale, un'industria astratta che lavora un soggetto pare concreto ma poi astratto, che è il petrolio, e che non si inserisce nella connessione di lavoro, di attività che è quella della Sardegna. Vedete come può accadere che viene una componente della cultura globale, una componente fondamentale perché è una componente economica, ma non apre un circuito di comunicazione globale. Oggi noi ne sperimentiamo tutti i drammi del locale terribile della disoccupazione. Proprio perché non si è agganciata ad uno sviluppo vero globalizzante, oggi lo viviamo come un dramma del localismo. Invece noi dobbiamo accettare, produrre, operare in un settore industriale che faccia i conti con le nostre risorse, con le nostre capacità e con la nostra realtà. E proprio per quello entriamo nei circuiti mondiali. Per esempio il turismo. Se il turismo viene portato dai grandi capitali internazionali, noi non operiamo un miglioramento delle nostre capacità turistiche di comunicare col mondo. Avviene uno sfruttamento del terreno e del suolo, della risorsa ambiente che in Sardegna è nobilissima, nel gioco di un capitalismo e appunto di un gioco mercantile internazionale. Se invece il turismo viene sviluppato da una imprenditoria, da un'economia, da una cultura locale e definiamo quale turismo per i sardi, a livello architettonico, a livello della definizione dello spazio, a livello urbanistico, a livello culturale, a livello economico, quale turismo per la Sardegna? Allora vedete l'ambivalenza, può essere che il turismo sia una carta che noi non sappiamo giocare e veniamo giocati dal grande capitale internazionale e siamo tagliati fuori, e invece il turismo può diventare una carta vincente di una nostra impresa locale, mondiale ad un tempo, in cui il turismo, proprio caratterizzandosi come turismo sardo, proprio per quello diventa turismo internazionale. Se invece ci viene classificato come turismo internazionale senza avere nulla di sardo, allora noi abbiamo le Coste Smeralde, cioè abbiamo un circuito della CIGA o dell'ITT e fra poco sarà della Hilton, per quel che pare che venduta, e siamo in un gioco internazionale e noi siamo totalmente tagliati fuori. Ecco cioè un esempio che ci dice come entrare nel globale come attori, soggetti noi produttivi e non come sfruttati da circuiti internazionali non nostri. Questo è il punto di fondo che voi potete allargare a tutto ciò che volete. Ancora, così rispondendo ad alcune istanze che sono venute fuori da interventi diversi, mi preme dirvi che effettivamente non c'è nei sardi questa coscienza di valore, di valorizzare le nostre proprie risorse, non c'è. Cioè noi sottovalutiamo le nostre risorse, tutte le nostre risorse economiche, le nostre stesse risorse ambientali, turismo e parchi, le nostre risorse culturali, le sottovalutiamo tutti, devono arrivare altri a valutarci.
Per voi, sino a pochi anni fa, per noi stessi, per esempio il canto a tenore era un bimbirimbò di nessun valore. Oggi è la punta di diamante della musica etnica mondiale. Nella UNETAS sono col tenore oggi il meglio che la musica etnica mondiale propone. Però ci è voluto Peter Gabriel a inserirlo nel circuito del consumo mondiale. Cioè vedete come noi passiamo da un concetto negativo di, veniva detto così, pastorazza, il canto a tenore, cerrozzo, grezzo, com'è che oggi è diventato invece una raffinatezza musicale? Merito nostro? Ma merito nostro nel senso di chi ha lavorato e di chi ha prodotto, ma non merito nostro nel gioco dell'ordine mercantile, cioè dell'inserimento nel circuito mondiale delle nostre forze, dei nostri valori. L'ambiente, oggi noi siamo la regione che ha più risorse ambientali in Europa. Come la stiamo giocando? La stiamo svendendo? La stiamo degradando? Non siamo capaci di difendere il locale. Un'industria di formaggi caprini come quella che è sorta a Forni non accudisce più alla domanda, per fortuna. Un formaggio di eccellenza a 30.000 lire il chilo non accudiscono. Cioè come valorizzare le nostre risorse sociali, culturali, ambientali per poter essere noi nel circuito di una globalità con una nostra presenza, perché la scommessa è quella. Com'è che noi sardi entriamo nel gioco globale presenti noi come produttori di cose e di oggetti segni e di merce messaggio? Questo è l'obiettivo e lo scopo. Allora saremo davvero globali, ma globali nel senso di attori. Invece se noi veniamo vissuti dal gioco mercantile, noi non saremo mai globali, ci illudiamo, cioè lo siamo a livello del consumismo psicologico, delle Nike, della Coca-Cola e di tutta una serie di comportamenti pseudo globali, che in realtà è tu sei un utente che consuma e nient'altro. Allora come operare questa svolta? Questa svolta è un discorso che voi, spetta a voi. Voi cioè non avete molta fede nella vostra capacità propositiva, imprenditoriale, di lavorare e di proporre. Cosa aspettate che lo facciano gli altri? Io non ho molta fiducia che lo facciano gli altri. Se voi studenti, voi pensate 40.000 studenti universitari a Cagliari ci sono, 40.000. Che forza hanno? Ditemelo. Voi sentite la presenza e la forza di 40.000 studenti universitari? Io no. Voi pensate che forza avete voi del triennio, voi del quinto anno, del terzo anno, che siete in un gioco proprio di presenza in un'istituzione come scuola, società. Qual è la vostra forza? Non c'è questa forza. Voi credete che sia una politica giovanile in Sardegna? Ma cosa aspettate? Che la faccia chi? Voi siete capaci di proporre al piccolo, delle poche cose, poste, 1 punto, 2 punti, 3 punti, che venga da voi e che venga come proposta culturale, che si pone immediatamente come proposta politica, a favore dei diritti proprio civili, oserei dire, ma sociali e politici di voi giovani. Voi non l'avete questa forza. Cioè voi non entrate in un sistema produttivo di pensiero, di azione, del dire e del fare, per cui voi entrate in circolo e vi ponete come esistenti e fate pressione e non possono che ascoltarvi chi di dovere. Invece in questa dissociazione che noi viviamo, in questo momento di crisi, in questa specie di dispersione ipercritica, ognuno critica per conto suo, ma non costituisce aggregazione sociale dei giovani, purtroppo voi avete un peso nettamente inferiore a quello che vi spetta di diritto e a quello che noi ci auguriamo che voi possiate avere. Ecco perché cioè, a me preme molto, non soltanto e non tanto che oggi voi interveniate, magari molti non hanno letto il libretto, eccetera, però mi interessa molto che vi poniate questo problema. Per me la scommessa è solo una scommessa del dubbio, cioè del porvi in una tensione, del dire a voi stessi e a voi stesse, ma io come mi sito come giovane sardo oggi? Perché è anche vero che la Barbagia, io sono barbaricino e conosco molto bene il mondo barbaricino. Bene, vi dico che è vero che c'è questa resistenza barbaricina in un certo modo, ma è vera anche l'obiezione che è stata fatta, che spesso il modernismo opera in maniera più distruttiva proprio nei paesi più conservativi. Voi potete osservare come in alcuni paesi della Barbagia proprio il modernismo ha prodotto una specie di assuefazione, di accettazione ingenua e acritica delle forme più ipermoderne. È stranissimo perché voi lì attendevate invece una maggiore conservazione, una maggiore identità. Invece io osservando questo mondo ho notato questo, che sotto certi aspetti è vero che sono più conservatori, più conservativi,
ma sotto molti altri aspetti sono ipermoderni anche rispetto a Cagliari, cioè al vostro coetaneo cagliaritano. Cioè avviene una specie di pelle di leopardo, così, di macchie oscure di tipo tradizionale e di macchie chiare di tipo ipermodernista. Un fenomeno, due aspetti, tutti e due negativi. Tutti e due negativi perché si ha o una conservazione passatista del passato, e sono quelle macchie oscure, o una ingenuità, no, quasi che fosse salvifico questo mondo, no, della globalizzazione, del consumismo, della merce e del segno e della pubblicità, e anche quello è negativo. Invece la scommessa ancora una volta è: come poi? Voi, ma voi in prima persona non dite mai noi, perché il noi è indifferenziato. Io e tu ed io. Come iniziare dal due per fare comunità, per fare aggregazioni, per porsi come presenza politica e sociale? Vi concludo con una frase che a me piace tanto: le cose si fanno parlando e scrivendo, le cose si dicono facendole, parola e azione. Le cose si fanno facendole. Non crediate che ci sia un fare già precostituito, qualcosa che già esiste in voi e dite: ah, adesso che abbiamo bene questo mallocco di cose, iniziamo. Voi partite dallo zero. Le cose è nel primo passo che inizia il rapporto tra piede e passo verso una strada in incamminamento. Grazie.